Buonasera a tutti carissimi amici di questo canale e della Hilde ovviamente. Vi ringrazio per essere qui con me questa sera. Sono stata un po' così così in questi giorni, ma non manco mai ai nostri appuntamenti salvo cataclismi, dunque non è questo il caso. Allora bene, ci ritroviamo qui tutti insieme, per quanti appunto parteciperanno questa sera e saranno qui in mia compagnia per la lettura delle Sibille. Mi raccomando, se avete una domanda non siate timidi, potete porgermi la domanda o nella chat dal vivo oppure chiamandomi al 347 8702 622. Vi risponderò in diretta, ovviamente. Ho bisogno, mi raccomando, quando fate le domande dovete scrivermi il nome, la data e la domanda precisa. Se la domanda riguarda anche una seconda persona, dovete mettermi anche il nome e la data della seconda persona, scusate. Ciao Anna Maria, ciao Lady Esoteria. È importante perché io ovviamente nelle letture dal vivo non ho modo di scambiare delle informazioni con voi, non ho modo di chiedervi, di sapere quali sono le circostanze, di come dire, avere a mia disposizione delle chiavi interpretative. Pertanto, quantomeno data e nome delle persone interessate nella domanda che mi porrete mi servono per identificare la scia energetica giusta, almeno da essere nei limiti del possibile di una domanda al volo così precisa o quantomeno il più vicino alla precisione possibile. Abbiamo già una prima domanda, benissimo la Viola, buonasera. Vedi, per me uno sbocco, sono ferma nel lavoro. Viola, 22 gennaio 79. Perfetto, vediamo subito. Ciao Teresa. Allora, grazie Anna Maria. Allora, bene, bene, bene. Viola, 22 gennaio 79, vediamo se si sblocca un po' questo lavoro. Allora, mostro il taglio. Al taglio abbiamo una situazione non proprio chiarissima, sicuramente sei impensierita in questo momento e forse stai studiando tante possibilità, qualcuna magari non proprio trasparentissima. Non ti far coinvolgere in cose strane, mi raccomando. Allora, vediamo un pochino cosa ci dice questa stesa. Faccio un po' di spazio in più, altrimenti me ne trovo sui denti. Allora, cara Viola, devo dire che nel passato probabilmente si è creata qualche situazione, qualche discussione o forse qualche incomprensione con qualcuno che era già sul lavoro che avevi da tempo o comunque che facevi prima, aveva già una posizione da lungo corso. Dunque probabilmente c'è stata qualche incomprensione o comunque qualcosa non è andato nel migliore dei modi, non hai trovato un'ottima collaborazione o comunque ti è mancato un po' il piglio, ti dovevi fare un po' più valere, ma comunque lasciamo perdere, ovviamente c'è un po' non dico amarezza per come sono andate le cose, perché in realtà vedo che l'hai presa abbastanza bene, forse c'è stato perfino quasi un sollievo, però al presente ci sono diverse comunicazioni o comunque vedo che c'è qualche movimento se ti dai da fare, non ti devi scoraggiare perché questa carta qua è vero che dice che sei in un momento di malinconia perché ti sembra che stiano arrivando solo lavori non in linea con le tue aspettative, probabilmente ti sembra di non essere sufficientemente gratificata in alcune posizioni e magari ti scoraggi perché cominci a pensare di dover abbassare il tiro, ok? Però in realtà si tratta di avere ancora un po' di pazienza, ti devi rimboccare le maniche, non guardare a questo periodo nero come se fosse la regola definitiva. In realtà le sibille cosa dicono? È vero che ancora ci sarà un esito negativo, forse stavi aspettando una risposta, quella cosa non andrà bene, però sarà un sollievo per te.
perché da lì in poi ti potrai liberare di un vecchio ancoraggio, di un qualcosa che ti trascinavi, qualche aspettativa che ti teneva agganciata a qualche schema vecchio e potrai risorgere, potrai ricominciare con qualcosa che, sebbene all'inizio sia un pochino bloccato, in realtà ti permetterà di collaborare con una persona molto valida e attenzione perché per quanto possa essere valida potrebbe anche magari farsi avanti e questo produrre qualche chiacchiera, qualche pettegolezzo intorno a voi, però la collaborazione con quest'uomo potrebbe essere favorevole. Dunque non ti scoraggiare, continua a cercare perché quando vedrai che si chiude un capitolo definitivamente ti ricorderai delle mie parole e saprai che stai per rinascere. Bene, andiamo avanti. Viola, spero di averti risposto. Allora, buonasera Marietto, buonasera Rita, vediamo le altre domande. Allora, Rita, domanda Edoardo, 15 aprile 89, appena avuto un lavoretto part-time, come andrà o troverà di meglio? Grazie. Vediamo cosa succede. Ok, Edoardo, 15 aprile 89. Ok, vediamo il taglio. Allora, guarda che secondo me questo lavoro gli piacerà. Vediamo comunque, questo era giusto il taglio. Allora, Edoardo è un ragazzo di buona volontà che ama conversare, ama anche ascoltare, perciò è una persona che sa anche eventualmente collaborare, ma che sviluppa un po' la competizione. Dunque deve fare un pochino, come dire, attenzione in quello, perché se vuole mantenere il posto il più a lungo che sia possibile, deve non entrare in competizione a tutti i costi con qualcuno, ma piuttosto cercare di prendere da esempio, no? Magari le persone più valide all'interno del lavoro o dell'ambito lavorativo con cui si va a trovare. Comunque, per quanto riguarda attualmente questa posizione part-time, che si direbbe sia cominciata un po' quasi per sbaglio, un po' alla Carlona, un po' così, di sorpresa, non era una cosa elaborata, forse lui ha sostituito qualcun altro o è subentrato a un'altra persona, ad ogni modo il lavoro potrebbe avere un seguito, però penso che per questioni probabilmente di divergenza di vedute è possibile che la cosa si chiuda, non tanto in là, non credo duri a lungo, è possibile appunto che verranno a crearsi delle cose che a lui non piaceranno e che comunque gli faranno guardare quasi con rimpianto le vecchie posizioni lavorative o qualcosa del passato. Comunque non deve abbattersi perché per lui ci sono altre occasioni in arrivo, in particolare coglierà una buona occasione più avanti dove avrà modo di farsi strada, di farsi valere. Dunque non contate troppo su quello che è adesso, qualcosa che cioè non restate neanche male se qualcosa non dovesse andare proprio secondo le aspettative, perché comunque in futuro invece ci sarà qualcosa di più duraturo. Vedi, la presenza di vecchia signora e donna maritata fanno proprio pensare a qualcosa che durerà nel tempo, proprio perché la vecchia signora rappresenta anche le cose durature, le cose lunghe, no? Datate, perciò qualcosa che avrà una sostanza, e la donna maritata è la donna che mantiene in piedi una situazione. Dunque la possibilità che inizi qualcosa che gli porti anche vantaggio economico e soddisfazioni, anche la possibilità di sognare una crescita,
e che comunque appunto l'inizio lo dà questa carta, insomma, è sicuramente altissima. Dunque non vedo preoccupazioni vere e proprie, cioè se anche lui non dovesse amalgamarsi bene in questa situazione, c'è qualcos'altro che lo aspetta. Allora, Lady Esoteria, posso sapere se mi contatterà qualcuno del passato? Marina, 21-67. Ok. Mi raccomando, vi ricordo che se volete potete chiamarmi in diretta al 347 8702 622, io rispondo il martedì e il venerdì tra le 20:30 e le 21, ovviamente in diretta per una stesa gratuita. Se mi chiamate in altri orari, cari miei, dovremo fare un consulto perché io vi dedico questa ora in una settimana, divisa tra il martedì e il venerdì, in modo pro bono, soltanto appunto in queste due giornate. Bene, allora, vediamo, ripetiamo la domanda di Marina. Contatterà qualcuno dal passato. 21 giugno 67. Vediamo il taglio. Ulla, qualcuno, ma deve essere qualcuno che ti ha fatto battere parecchio il cuore. Allora Marina, vedo veramente una grande sofferenza nel tuo passato, un senso di abbandono, di malinconia, cioè un dispiacere, la sensazione di fine, proprio qualcosa che hai elaborato con grande fatica e che in fondo è stata per te una grandissima metamorfosi. C'è tutta questa linea che parla appunto di questo e di come anche forse è stata fatta un qualcosa che ha spinto un po' la situazione, gli ha dato un'accelerata verso la chiusura. È possibile appunto che già ci fosse, come dire, una sensazione che qualcosa non andasse, questa sensazione crescesse nel tempo, fino a quando poi come dire, hai messo questa persona nella condizione di doverti dire come stavano veramente le cose. Comunque c'è stato sicuramente un grande dolore per te nella chiusura di questa relazione. Al presente io non vedo un ricontatto come ritorno vero e proprio. Potrebbe esserci la possibilità di riprendere dei contatti, come dire, di dialogo, ma non un ritorno vero e proprio. Se dovesse esserci un ritorno in quel senso, è come se tu dovessi insinuarti fra questa persona e un'altra che probabilmente è lui sta frequentando. Ad ogni modo, se cioè la tua domanda è rivolta a una persona del passato, io penso che comunque questa persona si farà sentire, si metterà in contatto con te e, ed è possibile che torniate a parlare di sentimenti. Come vedi, questa persona comunque è una persona che ha un grande fascino, tu fai fatica a lasciarti alle spalle e a dimenticare, e comunque c'è ancora un sentimento che comunque anche lui nutre nei tuoi confronti, sebbene lui abbia un atteggiamento molto più distaccato, però vedi questa carta, comunque sì, secondo me magari non sarà proprio un ritorno fuoco e fiamme, però che riprendiate i contatti è possibile, sì. Allora, proseguiamo con la prossima domanda. Beh, Teresa, non credo che si possa rispondere alla domanda di quali doni si posseggono. È veramente, ci vuole molta astrazione e comunque dovrei poter parlare con te, non così,
cioè, non credo di poterti rispondere con questo. Col pendolino probabilmente sì, ma con le sibille non mi oso spingermi in un campo che non ho mai sondato. Allora, Anna Maria, io vorrei sapere se vedi vicino l'incontro con l'uomo giusto per me, nel senso colui che insieme costruiremo il nostro futuro. Suppongo di non conoscerlo, grazie Hilde. Anna Maria, ricordami la tua data, per favore. Allora, mentre mi ricordi la tua data, che me l'hai scritta, scusami, ok, 7 agosto 70, brava. Dunque, e poi vedrò Kiwi. Kiwi, che carino questo nome. Allora, vediamo, Anna Maria, sei vicino. Lo sai che, lo sapete, le sibille, io le interrogo sempre in un arco temporale tra i 3 e i 6 mesi. Non le spingo mai oltre perché sono dell'idea che le sibille siano molto brave a cogliere le sfumature attuali e anche del prossimo futuro, anche in modo molto dettagliato, molto ricco, però in un futuro più esteso o ignoto, cioè un conto è chiedermi fra 365 giorni e mezz'ora cosa mi succederà, allora magari è un discorso, cioè è un modo, visto che l'illusione temporale in fondo è un'illusione, ma con queste coordinate precise si può anche vedere in uno spazio-tempo diverso. Ma se chiediamo un racconto non ce la fanno a essere così estesi dall'oggi perché in fondo interrogano il passato recente, il presente e il futuro, almeno io mi sono sempre trovata molto bene a farle così, dunque non mi spingo mai oltre. Comunque Anna Maria, torniamo a noi, vediamo se quest'uomo giusto nel prossimo futuro. Allora, tu spera, spera e divertiti un po'. Allora, le carte non sono completamente negative, non mi dicono un no. Le carte mi dicono che nel passato tu hai chiuso un qualcosa, vedi c'è riunione e vedovo, dunque una relazione è andata a chiudersi, ma non c'è nemmeno un grande sviluppo nel frattempo, è come se fosse iniziata e finita, in un certo senso. Qualcuno comunque mh, che, con il quale comunque si era instaurato un rapporto di comunicazione, di complicità, ma che un gioco di forze quasi superiori ha impedito che la cosa andasse avanti. Al momento tu stai attendendo che le cose cambino, ma ti vedo sempre, come dire, impensierita o triste o abbattuta pensando a qualcosa del passato, ancora non devi riuscire a rinnovarti, devi riuscire a ricominciare. Se non chiudi tu quella porta, se non fai un cambiamento, anche a costo di snaturarti, perché probabilmente il tuo cuore ancora è legato a qualche idea del passato, tu questa cosa non puoi viverla, perché continuerai probabilmente a cercare la copia della copia della copia. Lascia perdere. Se vuoi veramente il nuovo, chiudi col vecchio, ma completamente dentro di te. E vedo comunque che assolutamente, vedi come cambia qua nel prossimo futuro. Denaro e Imeneo sono due carte estremamente favorevoli, ma parlano come se in fondo ci fosse in atto già qualcosa. Dunque, eh, prima dicono che è in atto qualcosa e poi che lo attendi. Dunque, vedi, anche qua le sibille dicono un qualcosa, cioè un qualcosa simile a quello che ti ho detto, devi fare spazio al nuovo e devi cominciare a creare dentro di te la visione di te accanto a qualcuno. Ok, culla questa cosa perché le occasioni non mancheranno, ci saranno delle occasioni da cogliere al volo, magari qualcuna non sarà proprio veramente la cosa giusta, ma intanto comincerai a, a smuovere di nuovo un po' le cose, perché ora ho la sensazione che in fondo sia tutto un po' fermo e è qua che tu devi invece intervenire, devi portare tu nuova linfa, cominciare a uscire e certo, non è che ti puoi aspettare, per ora non c'è il super amore
della vita, quello certo e sicuro, nemmeno l'usato garantito. Qua si parla sicuramente di qualche avventura e ancora non l'uomo veramente definitivo, perché l'amante è sicuramente la carta di qualcuno che si farà avanti con te, però vedi le premesse non sono le migliori con queste due carte, dunque non ci fare grande affidamento per ora in quello che verrà, altrimenti magari rischi di restare coinvolta in cose che o in aspettative che poi vengono deluse. Tu però lasciati corteggiare un po', frequenta, senti le persone, perché così cominci a muovere qualcosa verso quella direzione. Cioè, è inutile sperare di incontrare qualcuno e poi magari stare in casa, cioè capisci che a meno che non ti suoni il postino, che hanno cambiato postino nella zona o venga un nuovo amministratore di condominio, è un po' difficile, dunque mi raccomando Anna Maria, sforza, sganciati. Allora, Kiwi, Cristina, 19 marzo 75, vorrei sapere se arriverà un nuovo amore per me, grazie. Allora, Cristina, 19 marzo 75. Vediamo se arriva un nuovo amore per Cristina. Dai che andiamo incontro alla primavera, si risvegliano le emozioni, tanto, la primavera è tanta roba a livello occulto per tanti motivi. La primavera è la LEF, il principio, la primavera è il fuoco, rinnovatore. Poi vi parlerò di un piccolo ritualino da fare in primavera, dunque preparatevi poi prossimamente. Intanto vediamo Anna Maria, no, scusami, Cristina, 19 marzo 75. Allora, un nuovo amore. Per ora ti vedo vicino a un'amica di vecchia data. Vediamo un po'. Allora, Cristina, tu, una persona che per te è stata molto importante, è apparsa già nel passato, perché vedi il Signore, riunione e stanza, dunque c'era anche una bellissima intesa, qualcuno, tra l'altro, cominciamo da artista e lettera, qualcuno che ti ha proprio colpito per il suo carattere, per i suoi modi, ehm, insomma ti ha conquistato moltissimo e siete arrivati a un grande punto di intimità, eravate veramente molto, molto anche affiatati. Io vedo però che lo stacco vero e proprio con qualcuno sta avvenendo adesso, non è un qualcosa che è già avvenuto nel passato. O Cristina sei magari separata e non ancora divorziata, comunque qualcuno con cui stai chiudendo è in questo presente, cioè tu magari stai guardando già al futuro e questa è una cosa molto bella, però vedo che c'è qualcosa ora che è ancora da definire e da chiudere. Però per quanto riguarda il prossimo futuro, penso che da un'amicizia possa nascere qualcosa di più. Probabilmente è qualcuno che è già intorno a te o qualcuno che è già tra le tue amicizie, ehm, però e potrebbe essere qualcuno che è adocchiato già da qualche altra persona, perciò ci potranno essere delle difficoltà e non sarà tutto semplicissimo e lineare e probabilmente ci saranno dei momenti in cui dovrete stare lontani per qualche ragione. Comunque sì, io vedo qualcosa per te, vedo però che stai regolarizzando qualcosa in corso adesso e vedo appunto la possibilità che un'amicizia si trasformi in qualcosa di più. Comunque sì, e potrà nascere anche qualcosa di bello, sebbene nasca un po' così, magari da qualche, neanche non prenderla come falsità, necessariamente come falsità, ma come
un'occasione che coglie al volo, magari anche, come ti ripeto, c'è già anche qualcun'altra che gli ha messo gli occhi addosso, dunque sarà un po', come dire, a chi arriva primo, no? Però in realtà vedo che probabilmente sarai tu ad giudicarti questa persona, e appunto ci sarà sicuramente una grande intesa, una grande intimità e sarà un rapporto che vi consolerà entrambi. Ups. Bene, Cristina, andiamo avanti. Questa è l'ultima lettura che faccio. Ciao, Grazia. Sono andata troppo, ho dato un colpo di rotella col mouse. Non trovo più dove ero arrivata. Ah sì, ok, Grazia. Ciao, Grazia. Ok, Rita, figurati, ti ho risollevato, sono contenta. Buonasera, Antonio. Nico, come dico sempre, bravo, ok, Nicole. Nicole, allora sei una Nicole, no? Penso. Io sono un po'. Nico, sarà Nicole, vabbè, Nicole. Non riesco a capire se sei maschio o femmina, non importa, perdonami. Nico, ti dirò lo stesso se trovi lavoro. 14 agosto 83. Allora, quando cadono le carte, io curioso sempre. Ah. Beh, dai, se ti fai avanti qualcosa c'è. Allora. Nico. 14 agosto 83. Vediamo se arriva lavoro per te. Allora, qua c'è proprio una chiusura che non è stata delle migliori e che probabilmente ancora ti brucia un po'. Allora, nel prossimo periodo, allora devo dire che cominciamo così, perché io sono partita dal prossimo periodo, poi dopo volevo partire dal passato, dunque facciamo che delete e ripeto la frase. In passato, ecco, così suona meglio perché la prima riga è del passato, allora, in passato hai avuto una occasione, hai firmato un contratto, qualcosa che comunque ti aveva dato delle gratificazioni e ci deve essere stato anche qualche guadagno, però sei stato messo davanti o messa davanti ad alcune responsabilità, è come se ti sei sentita o sentito giudicato o giudicata. È possibile che dunque un cambiamento oggi, che probabilmente non ti vedo a casa in realtà, non so se tu sia disoccupato o disoccupata, vedo possibilmente qualche lavoretto dove pur mettendoci buona volontà non senti di essere completamente riconosciuto o riconosciuta per il tuo valore o le tue potenzialità, però insomma un pochettino ti arrangi, ma hai una preoccupazione per il futuro chiaramente, senti che così non va e stai cercando ovviamente, questo è il tuo presente. Nel futuro, beh, c'è sicuramente qualche speranza disattesa, qualche notizia che non tanto ti piacerà proprio nell'immediato, però devi tenere duro, continua a immaginare il lavoro per te, perché a dispetto di qualche porta che si chiude, c'è la possibilità di un qualcosa che ti porterà un po' di allegria e di consolazione. Dunque probabilmente ti proporranno un lavoro, ma sarà un lavoro a tempo determinato. Vedi, c'è un inizio, una fine poco sorridenti, una parte nel mezzo, cioè fa capire che è un tempo tot. All'interno di quel tempo tu starai bene, questo lavoro che farai sarà positivo, ma si chiuderà.
Io ora non so se poi nel futuro magari rifarai questo lavoro, magari era un contratto, sarà un contratto di quelli a tempo, sarà quelli tipo 6 mesi e così via, però qualcosa c'è, dunque tu continua a immaginare il lavoro giusto per te, ok? Bene, io vi ringrazio e intanto saluto per correttezza tutte le persone, i miei cari amici che si sono collegati, vi ricordo che gli appuntamenti sono sempre martedì e venerdì, vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi anche al mio canale YouTube dove potrete trovare oltre le sibille, la lettura di testi esoterici, le previsioni giornaliere, i nati del giorno, sempre secondo l'astrologia antica, che è un'astrologia per la quale io sono preparata, diciamo, lo vedrete poi voi, sta a voi decidere se sono adeguatamente preparata. Io metto al servizio le mie competenze per voi, se vorrete potrete contattarmi per consulenze scrivendomi magari su WhatsApp, sempre al 347 8702 622, così potremo concordare un appuntamento, altrimenti ci ritroviamo sui canali social, dei quali vi lascio il link in descrizione, e mi raccomando tornate a trovarmi, che ho sempre il piacere di stare in vostra compagnia, e saluto Fata Ignorante, Antonio, che mi raccomando torna venerdì se vorrai rispondere, vorrei che io risponda alla tua domanda, perché purtroppo io tra le 20:30 e le 21, dopodiché vi saluto. Teresa Iaquinto ti risaluto di nuovo, Cat, sì, ti aspetto, va bene. Grazie, ti saluto, Francesca, Maria, Giulia, Anna Maria ancora ciao, Maurizio Antonio, buonasera, Sara, e va bene, penso così, o le altre erano già nomi, già letti. Bene, allora carissimi, vi auguro un buonissimo proseguimento di serata, noi ci troviamo nei gruppi Facebook tutti i giorni, su Telegram nel nostro gruppo del quale trovate sempre il link in descrizione, che gestiamo il Marietto Veneziano e io insieme, il lunedì tra le 20:30 e le 21:30 per incontri di natura esoterica, e per tutto il resto ci ritroviamo qui su questo canale. Io vi ringrazio tantissimo, vi abbraccio uno ad uno, e come vi ho detto prossimamente vi darò un piccolo rituale per aprire bene la primavera, cominciare un nuovo inizio. Sappiate che l'anno astrologico e l'anno solare a livello occulto inizia proprio in primavera, dunque ci prepariamo bene per raccogliere frutti positivi e magari abbandonare qualcosa che non serve più. Io vi ringrazio come sempre e vi auguro una buona nottata. A presto dalla vostra Hilde. Ciao ciao!